Oggi è domenica 11 ottobre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 11 ottobre 1958. Alle 8:42 minuti e 13 secondi da Cape Canaveral viene lanciata Pioneer 1. È la prima sonda spaziale lanciata con successo dalla NASA, l'ente spaziale americano, da poco fondata. La sua missione è quella di studiare la radiazione ionizzante, i raggi cosmici, i campi magnetici e le micrometeoriti. Dopo aver compiuto la prima parte in prossimità della Terra, la sonda è destinata a completare la sua missione nell'orbita della Luna. Tutto procede regolarmente al lancio, ma successivamente un malfunzionamento del lanciatore la porta a percorrere una traiettoria balistica, arrivando solo a un'altezza massima di 113.800 km, per poi rientrare nell'atmosfera dopo 43 ore sopra l'Oceano Pacifico meridionale, senza quindi raggiungere il suo obiettivo, la Luna. Il programma Pioneer della NASA prevede il lancio di una serie di sonde destinate all'esplorazione del Sistema Solare, ma colleziona una serie di insuccessi. Prima di Pioneer 1, il 17 agosto precedente era stato lanciato un altro orbiter lunare. La sonda però, probabilmente per la rottura di un particolare difettoso sulla linea per l'erogazione dell'ossigeno, viene distrutta dall'esplosione del primo stadio del vettore dopo soli 77 secondi a 16 km di altezza sull'Oceano Atlantico. Per questo la missione non è conteggiata in quelle del programma e viene ricordata come Pioneer 0. Dopo la serie di continui fallimenti, nel 1960 il programma viene chiuso. 5 anni dopo, la NASA decide di riaprirlo con una nuova generazione di sonde spaziali. Pioneer 10 diverrà il primo manufatto umano a lasciare il Sistema Solare e, insieme a Pioneer 11 e a Voyager 2, è attualmente quello più distante dalla Terra. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.